Dottore Marchetta, al via la rottamazione quater, ecco quali sono i punti più salienti che un contribuente deve seguire? È una legge di stabilità molto articolata in merito perché vi sono diverse misure. Vi è una misura automatica che è la rottamazione automatica dei ruoli sino a 1000 euro per i ruoli affidati al concessionario riscossione sino al 31 dicembre 2015. Questi ruoli saranno cancellati automaticamente dall'agente della riscossione, però a partire dal 31 marzo. Perché a partire dal 31 marzo? Perché non vengono contemplati tutte le cartelle, perché quelle di pertinenza, ad esempio dei comuni, occorre un'adesione del comune favorevole in questo senso. C'è un automatismo in cui questi ruoli vengono cancellati senza bisogno che vi sia nessuna istanza da parte del contribuente. Per invece i ruoli che sono stati affidati, quindi per i debiti discendenti dal ruolo affidati sino al 30 giugno 2022, vi è la possibilità, questa è la cosiddetta rottamazione quater, di rottamare con metodologie molto simili a quella precedente, rottamare appunto questi ruoli facendo istanza entro il 30 aprile 2022. Le modalità ancora dovranno nel 2023 con modalità che ancora devono essere fissate, ma chiaramente vi deve essere un'adesione quantomeno telematica o adesione, ora vedremo le modalità che l'agente della riscossione fisserà. In questo caso tutti i ruoli che sono pendenti e che sono stati affidati sino al 30 giugno 2022 possono essere rottamati con un pagamento o in unica rata entro luglio 2023 oppure in 18 rate trimestrali. Ma non è qui che vi è la possibilità di fare pace con il fisco. Vi è la possibilità anche per gli avvisi bonari che le imprese o le persone fisiche hanno ricevuto e che ancora non sono scaduti, di poterle rateizzare sempre in 18 rate trimestrali con sanzioni che sono però dal 10% vanno al 3%. Poi vi è la possibilità per le imprese e per le persone fisiche anche di chiudere gli anni pregressi col pagamento di euro di 100, si coprono per le irregolarità formali che abbiano fatto le dichiarazioni. Vi è la possibilità pure di un ravvedimento speciale agevolato, nel senso che chi pensa di avere prodotto negli anni precedenti una dichiarazione infedele può ravvedersi pagando una sanzione agevolata veramente minima, e vi è la possibilità pure di chi è in lite con il fisco di chiudere le liti pendenti con il fisco, sia se sono pendenti in primo o secondo grado o Cassazione, con metodologie e in termini diversi che poi è bene che il contribuente si faccia assistere appunto da una persona specializzata in questo senso. Un'ultima cosa, vi è la possibilità per gli avvisi che sono stati notificati dall'Agenzia delle Entrate entro fine anno, vi è la possibilità di una adesione agevolata agli avvisi di accertamento con una sanzione minima. Quindi sono tante le misure, vi sarà indubbiamente una grande attività di studio e di analisi da parte dei contribuenti, da parte dei professionisti che li assistono per vedere, per verificare le diverse tipologie a cui ognuno può accedere.